Grazie. Allora, mi presento, mi chiamo Paolo Cevoli, sono nato a Riccione, Bassa Italia, nel 1958, in una piccola pensioncina a gestione familiare, la pensione Cinzia a 0 stelle, non ce l'ho voluto dare. Era piccola perché tenevamo al massimo 70-80 persone, che più non riuscivamo. Avendo 12 camere facevamo fatica a rammasciarli dentro, capito? Io sono del 58, ho 66 anni, non li dimostro, diciamo che... Sono quelli che oggi si chiama boomer, figli del baby boom, quando ancora... Quella volta, adesso meno, dai, io non trovo tanto entusiasmo, si scopicchia qua e là, quella volta invece via, soprattutto in Romagna c'era una frenesia, un attaccamento. Dopo 30 anni fa sono emigrato al nord, a Bologna, dove attualmente vivo con mia moglie Elisabetta, felicemente sposati da 38 anni. Felicemente per me, per lei non lo so, poveretta, perché sopportare un patacca come me, faccio fatica io. Come fa lei a sopportare? Io fra l'altro sono molto orgoglioso perché mia moglie è un'artista, mia moglie è una stilista di moda, fa abiti da sposa, da cerimonie, li vende in tutto il mondo, tra l'altro ha un bellissimo atelier di abiti da sposa a Bologna, che da Milano è una passeggiata, chi fosse interessato. Abbiamo 2 figli, Giacomo di 36, Davide di 34, anche loro emigrati a Milano, al nord, e sposati entrambi con 2 donne, quindi non fa notizia, e tutti e 2 hanno dei figli, perché Giacomo ha 2 figli, di Tommaso di 5 e Riccardo di 2, e Davide hanno appena scodelato Michele, quindi siamo anche nonni. Devo dire, mi dà molto gusto, perché io pensavo da piccolo che i nonni fossero una piaga sociale, invece non è vero. I nonni hanno un compito vero, che è quello di raccontare, non di dire che ti viene a dire ma una volta era meglio, è una cazzata, una volta era peggio, oggi è meglio, ma di dire da dove veniva. Io fra l'altro ho avuto la fortuna di avere un nonno molto raccontativo, mio nonno Pietro, che aveva fatto la Grande Guerra, che fra l'altro l'età che c'è fra me e mio nipote Tommaso è la stessa età che c'era fra me e mio nonno Pietro, e il mio nonno Pietro mi ha tirato su lui, perché i miei lavorando non potevano seguire praticamente, mi ha tirato su, loro mi hanno mandato in subappalto, ho detto dai fa te che... E lui mi raccontava sempre le storie. Il mio nonno Pietro mi metteva a letto, rimboccava le coperte, accendeva la bajour e taccava quelle storie che fanno i nonni. Il tuo nonno quando ero bambino, e io dicevo il nonno Zavaglia, che se io raccontassi adesso a Tommaso le cose di quando ero... Tommy, mettiti a letto che adesso il nonno ti racconta. Allora, lo sai che quando il nonno aveva la tua età non c'era internet? Non andava, no, non c'era proprio, non è che... E come facevate? Come facevamo? Questa è una bella domanda. Come facevamo? Io non mi ricordo. Facevamo senza, non c'era. C'erano le pagine gialle, postal market, basta. Io non avevo neanche il telefono, ovvero sia il telefono c'era, ma era indisponibile in uscita, perché c'erano i scatti costano un casino. Infatti noi, avendo un esercizio, il mio babbo, sulla rotella del telefono, che già spiegare oggi a uno nato nel 2018 che i telefoni avevano la rotella. Allora, ti spiego, Tommaso. Dunque, il telefono era un dispositivo, un device, che telefonava. Basta, non faceva tutte queste pugliate, telefonava. Non è che faceva... E la rotella, grazie alla tecnologia rotellistica, c'era la rotella. E mio babbo cosa faceva? Metteva il lucchetto sul buco del 4. Potevi chiamare solamente il 113, capito che te chiamavi? No, non c'è un'emergenza, volevo fare una chiacchierata, non parlo mai con nessuno, non è che... Come fai a concepire per un bambino oggi la vita senza a parte che io
capisco subito i miei coetanei, i miei boomer, lo vedo anche qui, vedo dal i selfie, da questi riconosci la torcia. Ferragosto, ore 13, fa la foto col flash. Ma che non sanno, con questa postura a bidet. Come fai a concepire oggi la vita senza questo, senza i messaggi, la messaggeria istantanea di WhatsApp, le chat di gruppo, le chat di gruppo, sono fondamentali. Le chat di gruppo per trovarsi per giocare a calcetto, a padel, andare a buracco, la pissata. Noi come facevamo, noi ragazzini, come facevamo a trovarci? Non avevamo il telefono, eppure ci trovavamo a giocare a calcio, fare le cose. Cioè, l'unico social disponibile, gratuito, cos'era? Il citofono. Andavi sotto casa di un amico, c'è Luigi? No. Fine della chat. Questo chi era? Tutti con lo smartphone, i grandi, i bambini, a parte che non si capisce a quanti anni devi comprare uno smartphone a un bambino. Io ho degli amici dei miei figli che appena partorito e come regalo di battesimo al posto della Caterina gli ha regalato lo smartphone. Lui ce l'ha, capito? Dopo il piano tariffario. Ma io vedo anche i ragazzini delle medie, delle elementari, poi io ho anche dei nipoti, figli che hanno fatto lo smartphone e hanno fatto la scuola in DAD. Stava la scuola in DAD, nessuno si ricorda più. È stato il Covid. Noi abbiamo un enzima, un batterio, un virus che ci fa dimenticare le cose. Ma questi che hanno fatto 2 anni in DAD, che già magari non avevano voglia di studiare, cosa ha assorbito in quei 2 anni? Cosa gli è rimasto? Fra 30 anni i suoi figli che diranno: babbo, ma è vero che facevate la scuola in DAD? Hanno stati anni fantastici, un'ignorantezza totale, capito? Io li vedevo, questi ragazzini delle elementari, le medie, nelle loro camerette, con la mascherina, una malinconia, col computer così, e sotto la scrivania, con lo smartphone, per giocare a Candy Crush, Fortnite, perché allora dai, non è giustificabile ma è comprensibile, soprattutto se c'hai quegli insegnanti stufosi chi è che non ha avuto dei professori, dei maestri, quelli che quando spiegano vigliacca, poi non è che ti fanno venire il latte alle ginocchia, ti fanno venire il fango nelle mutande, una roba. Io alle medie avevo un prof che faceva una cantilena, un lamento, era più interessante stare a guardare la vernice che si asciuga nei muri piuttosto che... Solo che noi ragazzini quella volta non avevamo lo smartphone per evadere dalla noia delle 4 grigie mura scolastiche. Cosa facevamo noi? Noi navigavamo in quello che avevamo. Ci mettevamo i diti nel naso, stavamo lì, capito? Facebook, Instagram. E i post erano le cacoline, perché infatti tu per condividerle li taccavi sotto il banco che avevi l'alfabeto Morse degli anni precedenti, no? Che aveva... Tommy, ma lo sai che il nonno quando aveva la tua età guardava la televisione in bianco e nero? Toglievate i colori? No, non c'era proprio. Era nativa così. Forse qualcuno si ricorda c'è stata una tecnologia intermedia fra il TV color e bianco e nero, che era un coso di plastica che si metteva davanti, che era verde sotto, azzurro sopra, andava bene solo per le pianure del freddo. Si comprava nell'ultima pagina del giornalino L'Intrepido, assieme agli occhiali per vedere le donne nude, e non c'era il telecomando. E come cambiavate i canali? Non c'era i canali, ce n'era uno. A un certo punto è arrivato il secondo, sborone, secondi più tecnologici, per cambiare avevano il bastone, capito? Ma la nostra generazione ha dei ricordi in comune, perché ogni generazione ha dei ricordi, come se io prendessi i miei coetanei, li porto in soffitta, prendo il baule della memoria, tiro fuori una fotografia, un oggetto, mi ricordo. Noi abbiamo passato l'infanzia, la giovinezza, la TV dei ragazzi in bianco e nero, era una cosa bellissima, ma anche dal punto di vista istruttivo, la televisione in bianco e nero, proprio per il discorso del culturismo, c'era questa trasmissione che non è mai troppo tardi, del maestro Alberto Manzi, che imparava l'italiano agli analfabetici, noi lo seguivamo proprio come avevamo, capito? Carosello, dopo Carosello tutti a nanna. Oggi Carosello non c'è più.
vedi questi bambini che girano fino alle 2, alle 3 di notte nel tinello, ma che cazzo, mettono le cose sulle chat, qualcuno sa che ora c'è Carosello, giusto per avere idea, per ora andare a letto. Ecco, questo qui era la nostra storia. E a proposito di ricordi comuni, noi abbiamo vissuto cose che hanno cambiato la storia. Io mi ricordo, avevo 11 anni, 1969, lo sbarco sulla Luna. Il primo io l'ho visto alla pensione Cinzia con mio babbo. Stavamo fino alle 3, alle 4 della mattina a vedere sta televisione, non si vedeva un cazzo, ma in compenso non si sentiva niente. Lo so, sembravano dei rutti che io scusa. Mandi sti pori astronauti sull'uno, falli star leggeri, dagli una mela cotta, un semolino, anche se gli dai il fagiolo con le cotte, che questi smolano, non c'è mica il finestrino. Che noi siamo andati sulla Luna senza i computers. È inconcepibile oggi. La tecnologia era il block notice, la matita col gomino nel culo e il regolocalcolatore, pensa. Che siamo andati anche diverse volte. Quante siamo andati? 3-4 volte, non mi ricordo. Dopo basta, perché uno di quei posti che ho visto una volta è sempre quello. Anche perché c'è tanta bella roba in Italia, non è che... L'anno dopo, io mi ricordo, una cosa che non mi dimenticherò mai, campionati mondiali di calcio del Messico, quando noi ancora italiani andavamo, adesso gliel'abbiamo dato... Italia-Germania 4-3, la partita del secolo, che io l'ho vista fuori casa, perché io l'ho vista alla pensione Cinzia. Italiani, eravamo solo io e il mio babbo e 22 clienti tedeschi, eravamo accerchiati dal nemico. Che io ricordo con orgoglio l'attaccamento all'amor patrio di mio babbo Luciano alla maglia azzurra quando segnava la Germania, diceva esulta che altrimenti non bevo la birra, per dirti proprio quant'era. E te vedi la partita Italia-Germania oggi, quella volta sembrava che andavano come delle palle da shop, li vedi oggi, sembra che giocano col cappotto, ma sono a rallenti? No, sono lenti, perché quella volta tutto andava lento, le notizie andavano, le notizie. Oggi noi siamo bombardati, abbiamo una bombardazione di notizie, quella volta c'era un TG alle ore 20, basta, perdevi quello, che è successo? Vedremo. C'era il giornale, il quotidiano, io sono cresciuto che a casa mia c'era, poi nella pensione c'era il resto del Carlino. Oggi i miei figli non hanno mai comprato il giornale, i miei nipoti non sanno neanche cos'è. Oh Tommaso, ma te lo devo spiegare perché il quotidiano è uno strumento multitasking strepitoso, ma ci faceva un sacco di cose, accendevi il camino, facevi il sottogabbia del canarino per raccogliere tutte le cacche, lo mettevi sotto la maglia per fare da parabrige quando andavi nel motorino, incartavi i bicchieri, ti pulivi il culo, qualcuno addirittura lo leggeva, pensa a te, lo leggeva. Oggi a raccontare le cose di quella volta sembra un paradosso, una cosa inconcepibile. Voi pensate che allora, nei primi anni della mia vita, noi non avevamo una casa, noi abitavamo nella pensione Cinzia, d'inverno ed estate, e non avevamo il riscaldamento. Fra i cavernicoli che si scaldavano il fuoco e i termosifoni c'è stata una tecnologia intermedia, non so chi l'ha avuta, in quegli anni, strepitosa, la stufa kerosene la mettevi nel corridoio, non scaldava un cazzo, ma faceva una puzza della madonna, ti impregnava i vestiti, il maglione imbombito, era l'effetto placebo, che bel caldino, Allora, noi d'estate ci riducevamo tutti in una specie di scantinato, tutta la famiglia, il mio babbo, la mia mamma, io e mio fratello nel letto a castello, il mio nonno, che era anche la dispensa, il magazzino, perché sotto il letto avevamo i pelati, le casse dell'acqua minerale. D'estate. E d'inverno noi stavamo molto più larghi, perché traslocavamo nel primo piano della pensione Cinzia. Ognuno aveva la sua camera, stavamo larghissimi, larghi, belli. Mio fratello dormiva nel numero 8, io nel 10, i miei nel 14, mio nonno nel 16, ma non c'era il riscaldamento.
L'unica fonte di calore era la cucina economica, quelle bianche, che andava a legna, non molto distante come usavano i cavernicoli. Non aveva neanche il pomello per regolare la sfiamarata, c'era quelle anelle di ghisa che tu, secondo che le mettevi, le cosavi, no? E la mia nonna cuoceva sempre una piadina. Su questa stufa tu passavi e spizzicavi una piadina, sempre. E nel tubo di scappamento della stufa c'erano dei cosi di ferro che lei asciugava le panciere, le mutande, le calze, le gippette, capito? Così la piadina insaporiva, capito? E nel resto della casa un freddo, io mi ricordo nelle camere da letto i vetri ghiacciati per il di dentro, da quanto era freddo che mio nipotino potrebbe dire: nonno, chissà che freddo quando andavate a letto. No! Perché noi avevamo una tecnologia avanguardistica. Noi, sotto le coperte, per scaldare, mettevamo un prete e una suora. Come un prete e una suora? Cancella quell'immagine che è brutta, che magari lo fanno in sagrestia. Devi spiegare con un linguaggio che i ragazzi capiscono. Allora, ti spiego, Tommaso, il prete era una specie di balestra, un device, capito, che aveva come scopo di sollevare le coperte. Poi io non avevo le coperte, io avevo le imbottite. Io avevo una soletta di 80 centimetri di imbottite che quando andavo a letto mi faceva la gettata, capito, così? E questo serviva per poter mettere lo scaldino con la brace viva. Ah, un sistema fantastico. Se non prendeva fuoco il letto era perfetto. Andava un po' a strati perché all'equatore avevi un scaldone che avevi 70 gradi che i maroni schioppavano. Li dovevi tagliare come le caldaroste perché sennò esplodevano, hai capito? E ai piedi della testa avevi i calippi, un freddo la madonna. Oh Tommy, non c'era l'acqua calda, nonno. E come vi lavavate? E chi si lavava quella volta? No, a parte che non è vero, perché all'igiene ci si teneva. Quando uno ti diceva: oh, guarda che hai le unghie nere. Oh, scusa, alla mattina ti alzavi, le abluzioni mattutine prima di andare a scuola era ti toglievi le croste di qua e di là e andavi bello pulito. Noi il bagno lo facevamo il sabato mattina, non tutti, uno sì, uno no, e la procedura era che mia nonna metteva un pentolone d'acqua a bollire nella cucina economica e poi lo ribaltava in una mastella di legno grande e lì facevamo il bagno tutti. Famiglia piuttosto numerosa, ero l'ultimo e niente, dai, siccome mia mamma ci teneva l'igiene, prima di lavarmi a me, sulla superficie, con quelle schiumarole da brodo, tirava via una spanna di sugna grigia che non era il bagno, erano i fanghi, la spa termale, hai capito? Ci mancava un sacco di cose, eppure siamo pure venuti su bene. Ci siamo pure sviluppati. Adesso io non è che mi sono alzato tantissimo, magari da qui non ve ne siete accorti, però non è che sono... Anzi, forse queste mancanze che in televisione non c'era niente, perché in televisione c'era dei programmi che era Rischia tutto, Tribuna Politica, le gemelle Kessler, era freddo, non c'era internet, no, ci facevano fare delle cose che oggi i ragazzi fanno molto meno. Noi uscivamo di casa, noi adolescenti uscivamo di casa. Volevi mettere in castigo un ragazzino perché aveva fatto una marchella: questa sera stai nella tua camera. Vuoi mettere in castigo oggi un ragazzino? Questa sera esci dalla tua camera, perché sono tutti lì. Io li vedo, moltissimi lì ingobbiti nelle sue camere, con questi smartphone che sembrano dei gallinacci che cercano i vermi in mezzo alle merdine dell'AIA, capito? Guardare YouPorn, guardare le serie TV belle le serie TV, ma sono diaboliche. A me mi piacciono così, perché sono fatte apposta per non essere viste insieme. Impossibile. Siamo io e mia moglie, noi li vedevamo in comitiva, io e non riusciamo a vedere, perché una volta lei vede la prima serie, la seconda serie, vado avanti, mare dentro, mare fuori, non scappessi un cazzo, è un casino della Madonna. Invece noi uscivamo, facevamo delle cose
in comitiva noi andavamo al cinema. Andavamo, voce del verbo andevare. Che allora, quella volta, negli anni 60, si andava quasi 10 volte al cinema a testa, gli italiani. Oggi vanno 0,8, vuol dire neanche una volta, vuol dire che uno sta a vedere il film, ai 20 minuti esce. Questa è la statistica. Andavamo, a Riccione c'erano 4 cinemi, 4. Odeon, Zanarini, Turismo e Cinema Africa, che era il cinema dei preti, della parrocchia Mater Admirabilis, dove c'era il nostro prete della nostra chiesa, la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romagnola. È una chiesa stagionale la nostra. D'estate certi peccati non è che stai a insegnare proprio tutto preciso, capito? Arrivi a settembre, fai una bella confessione forfettaria, chi si è visto, si è visto. E in sto Cinema Africa la domenica pomeriggio davano dei film stufosi di chiesa. Il venerdì sera c'era il Cineforum. Oggi nessuno sa il Cineforum, che 2 professori del liceo organizzavano questo Cineforum. Devi spiegare, ti spiego, il Cineforum è vedere i film d'essai. Cos'è? Allora, d'essai è una parola francese che tradotto vorrebbe dire che sti film oggi non li guarderesti neanche sotto tortura. Una roba. Questa sera proietteremo un film moldavo sulla crisi della coppia. Prossima settimana un filmone un po' pesantino, bulgaro sulla riforma agraria, Viglia. Confronto alla corazzata Potchon, che erano dei film di Lino Banfi. E c'era anche il dibattito dei film che duravano delle serate e guai andare via, dovevi rimanere lì, ma io devo dire grazie a questi professori perché mi hanno insegnato ad amare il cinema, una cosa bellissima. Il cinema ti fa uscire fuori, poi è veramente un'esperienza cognitiva. Poi mi hanno insegnato che le cose belle è fatica, perché non tutte le cose belle è facile, e poi mi hanno insegnato a usare la testa, perché col dibattito loro dicono: ti è piaciuto il film? No, perché? Dovevi usare la testa. Ti è piaciuto? Sì, perché? Ricordo che una sera a un certo punto il professore si alza e dice: ragazzi, il film non è arrivato, o che andiamo a casa o che vediamo il film che c'è domenica dei preti. Piuttosto che andare a casa a vedere Rischia tutto, dice: che film è? È un bel film, dice, sulla Bibbia, si titola I 10 comandamenti. Un colosso, l'abbiamo visto volentieri, dai, un leggerotto, 3 ore e 20 come film, non è che... Poi un film sulla Bibbia fa anche il dibattito, no? Alla fine si è alzato uno dei più intellettuali e ha detto: il film è bello, ma per me è meglio il libro. Al venerdì sera, al sabato sera, alla domenica pomeriggio, si andava il mercoledì andavamo a teatro perché avevamo il filibus da Riccione, il numero 11 che ci portava al Teatro Novelli, a Rimini, vedevamo il teatro. Noi uscivamo e vedevamo quei generi che oggi non ci sono neanche più. Il bello del film che è un'esperienza collettiva che come dite in italiano, capito? Vedevamo questi film di karate, kung fu, dalla Cina kung fu, uscivamo a carichi come delle bolle, spongi nei cassonetti, nei pali, ha spaccato più malleoli Bruce Lee che... Vedevamo i film di spionaggio 007. Noi li vedevamo anche in tedesco, perché giugno e settembre a Riccione c'era molta clientela di lingua tedesca, e all'arena estiva noi non pagavamo il biglietto, scavalcavamo, andavamo a vedere questi film, tutti uguali, perché doppiati erano tutti film della Gestapo. 007, Nullo Sieben, Wie heißt du? Mein Name ist Bond, James Bond, però li guardava. Ma il genere che più mi colpiva e più mi piaceva era il film western, perché io sono nato sognando l'America, queste pianure, che c'erano queste inquadrature che duravano mezz'ora, capito? Ogni tanto passava un spinone, un cactus, bello, sognavi l'America, perché poi crescendo abbiamo scoperto che li giravano tutti in Bassa Italia, però dai, non è che...
E a un certo punto arrivavano i cattivi, perché quella volta i cattivi arrivavano i pelle rosse. Tu vedevi all'orizzonte un polverone degli indiani Apache incassati come delle bici che arrivavano urlando sui loro cavalli. Tutto quello che deambulava veniva scalpato, sgozzato senza pietà in questo polverone d'un fumanone, che c'era un fumanone che poi il fumanone c'era anche nella sala perché si fumava. Come si fumava? Oggi sembra inconcepibile, fumare al ristorante, si fumava dappertutto, al ristorante, tu mangiavi, capito, la tua pizzettina, di fianco c'avevi uno con un zampirone, e dicevi scusi potrebbe, che cazzo vuoi, aveva ragione lui, capito, non è che si fumava dappertutto. Negli ospedali, il mio dottore della mutua fumava 2 pacchettini di sigarette tutti i giorni, capito, aveva sempre, te andavi da lui, dottore, c'è un po' di rosicchino, vieni, appoggiava la sigaretta lì che metto la sigaretta così. Si fumava in macchina. Io mi ricordo che il primo viaggio che ho fatto, mio babbo aveva una 500, siamo partiti da Riccione e siamo andati a Modena, siamo stati sotto lettori, io ho avuto 5-6 anni, non lo so, eravamo in 5, con i bagagli nel portafoglio, un miracolo della logistica, capito? Durante tutto il viaggio mio babbo e mio nonno seduti davanti hanno fumato tutto il viaggio, un nebbione, capito? Poi era inverno, tieni i finestrini chiusi, che per cambiare aria bisognava scorreggiare, che era... Allora, io chiedo scusa per le volgarità, perché noi romagnoli siamo un po' grezzolotti, poi ho avuto un'infanzia difficile, anche un po' traumatica, perché mia mamma, quando io giocavo dal balcone, mi chiamava alle ore: torna a casa, ma sei sempre in giro come la merda nei tubi. Allora tu capisci che con un background così faccio fatica a avere della raffineria addosso, no? Però, quindi chiedo scusa la volgarità, noi, il cinema, la nostra generazione è stato anche il luogo dove abbiamo imparato la sessualità, le prime, la nudità femminile, che poi ci arrivavamo un po' per volta, perché oggi invece la generazione YouPorn è tutto, boom, tutto così, all you can eat, è tutto che vedono delle robe che poi qualcuno gliele deve spiegare, soprattutto le ragazze. Ragazzine, quando vedete sti attori che hanno è una malattia! Pensa che disgrazia avere 7-8 kg penzoloni per sé. Noi invece andava tutto piano, c'era molto mistero, c'era la tradizione orale, come facevano i cavernicoli, no? E i più grandi ti raccontavano, era tutto un discorso di figa per sentito dire, capito? Si dice... Anche le immagini, non c'era internet, noi avevamo l'edicola con i giornali spinti, che fra l'altro le edicole, sti stronzi li facevano, falli in un luogo un pochino più appartato, dovevi fare degli appostamenti di 3/4 d'ora, poi a un certo punto con circospezione ti avvicinavi, chiedevi Playboy, Playman, il Lando, il Trom, non facevi in tempo a chiedere, sbucava una zia, un cugino, immediatamente... Famiglia cristiana che mia nonna è devota. E al cinema prima di 18 anni non vedevi niente di nudo, perché c'erano i film VM18. Fra l'altro io mi ricordo che il primo film vietato ai minori di 18 l'ho visto a 15 anni, nel 73, che l'ho visto nell'arena estiva, Scavalcando, un capolavoro della cinematografia internazionale italiana, il grande maestro Bernardo Bertolucci, non so chi l'ha visto, Ultimo tango a Parigi, un film che l'hanno censurato, un film che erano i ragazzi più grandi che l'avevano visto in inverno, ci avevano detto. Io poi a 15 anni non è che avevo proprio tutto, capito, catalogato, sapevo così delle cose, andiamo... Tanto scavalchiamo, poi ci dicono, c'è una scena che Marlon Brando all'attrice la mette giù gattoni e arriva dietro e gli dà una smanazzata di burro che... e noi non sapevo, metterà anche la marmellata, perché non è che avevamo proprio le idee chiarissime, capito? Fatto sta che la sera che proiettano L'ultimo tango a Parigi, la nostra combricola di quindicenni in tempesta ormonale, ci facciamo un bidet mentolato per abbassare la pressione.
Scavalchiamo, vediamo sto film, una puttanata. Bertolucci, un film tirato via, fatto con 4 speech. La scena era margarino, non era burro. Poi alla fine abbiamo fatto anche il dibattito. Uno ha detto: per me è meglio il libro. Guarda che non l'ha scritto, sì, però è meglio lo stesso. Per la verità, il mio primo contatto con la nudità femminile è stato molto prima. Anche questa è stata un'esperienza cumulativa, perché eravamo in 3 e avremmo avuto 8-9 anni, una cosa cioè la quarta o la quinta elementare. A un certo punto un mio amico, si chiamava Giuseppe Tosi, aveva l'albergo in Viale Mameli. Allora, la pensione Cinzia adesso non c'è più, comunque era in Viale Mameli, angolo Viale Tasso a Riccione, davanti al bagno 114, per chi conosce la toponomastica di Riccione. Sul Viale Mameli, più verso monte, che questi sono i punti cardinali di Riccione, perché noi non abbiamo nord, sud, ovest, est. Me ne sono accorto da bambino quando sono andato in vacanza con i miei alle Isole Tremiti. Eravamo alle Isole Tremiti, a un certo punto cercavo le calze nel Comò, gli ho detto: mamma, dove sono le calze che non le trovo? Mia mamma mi ha detto: verso Cattolica. Ecco, questo qui mi dà l'idea, i nostri punti di riferimento. Fatto sta che a un certo punto Giuseppe Tosi, che aveva questo hotel di 5 piani, la pensione Cinzia ne aveva solo 2, sul terrazzo la sua mamma stendeva il bucato, le federe, asciugamani, le lenzuola. Io mi ricordo ancora questa memoria olfattiva di lavanda. Di fronte all'hotel Tosi, sempre in Viale Mameli, c'era l'hotel Sant'Angelo di 3 piani, che non aveva clientela privata, era convenzionato con 2 agenzie viaggi che si chiamavano Vingresor e Club 33, svedesi e finlandesi, solo ragazze. Chi non c'è stato deve fare uno sforzo mentale. Cos'era Riccione in quegli anni, quando prima i gabbioni che venivano giù svagonati di gnocca, che era una roba esagerata, ettari di gnocca, troppa, che bisognava risolarla. E la manovalanza locale era insufficiente, con tutta la buona volontà non si riusciva a dare del sollievo a queste povere, bisognava ricorrere agli aiuti dell'entroterra, capito? Infatti tu vedevi all'orizzonte sopra Riccione un polverone tipo gli indiani Apache, questi qui che venivano giù dalla campagna, che si erano ammassati di pugnette tutto l'inverno con i vespini, urlando la fine, tutto quello che deambulava veniva trombato senza pietà, senza guardare in faccia a nessuno. Chi c'è. Fatto sta che un bel giorno Giuseppe ci fa, a me e a Michela, che oh ragazzi, dovreste venire sul terrazzo, del mio terrazzo dell'hotel, verso le 6:30, quando le svedesi e le finlandesi dell'hotel Sant'Angelo tornano su dalla spiaggia, si lavano, poi stanno tutte sul terrazzo con le tette, orca vigliacca, bambini, andare a vedere le donne nude. Fatto sta che siamo andati sul terrazzo molto, molto emozionati, perché dai, e infatti non ci siamo avvicinati al cornicione in piedi, perché eravamo timidi, ma strisciando come i Marines, capito? Solo che nel terrazzo non c'erano le piastrelle, c'era il catrame. Dopo 16 ore di solleone, sti poveri bambini che si strusciavano con sti pistolini duri che... Quando siamo arrivati lì ci è venuto l'arsura a vedere tutte queste... A un certo punto il sogno si è infranto, è arrivata la mamma di Giuseppe col battiscopo. Sporcaccioni, cosa fate? Si è corso dietro, ma ha preso me l'ha dato non di piatto, di coltello, che c'ho ancora la cicatrice a memoria di quello che è successo. E questa è un'esperienza di noi 3 individuale, ma noi abbiamo come ho detto, dei ricordi cumulativi, la nostra generazione, che per evocarli basta pochissimo. Perché se io dico cinema, Eros e 9 settimane e mezzo, tutti voi la trama no. Allora ve lo dico, non vi sforzate, perché la trama non c'era, perché quando è stato ora di girare il film l'incaricato della trama era malato, aveva gli orecchioni. Allora ho detto dai, vaffanculo, faremo senza trama, tanto c'è questa scena topica di Kim Basinger, bellissima, bionda, con questi capelli sfusi, capito?
è un film considerato il più erotico e non si vede niente. Te lo dici oggi, come non si vede? Come fai a essere erotico? Non si vede. Ma niente. Ma neanche un ciuffino? No. Perché l'Eros, a differenza del porno, ti scatena la fantasia. Allora, già solo la musica di Joe Cocker, ti veniva tutto che si metteva in moto il boiler, che capito? E poi sogni, perché siamo Miami poi che è una specie di riviera romagnola, non è che... però Miami. Lui è ricchissimo, fa il finanziere, vive in questo grattacielo super attico, hai capito? Lei arriva e mentre Joe Cocker lui la benda con la seta, poi la mette sul pavimento, c'è questo pavimento di marmo lucido, sembra vetro, hai capito? Infatti lui la sguilla verso il frigo. Mickey Rourke c'ha sto frigo di acciaio inox 4 stagioni che quando lo apre dentro c'è un faro che sembra la contraerea della Luftwaffe. E qui c'è la scena più erotica di sé. Cosa fa? Gli dà da mangiare la roba che c'è nel frigo. E cosa fa? Ma dovresti vederla, ma quando lui gli mette la fragola che gli sgocciola tutta la bavina qua, poi gli mette la panna, poi i crack, i carciofini, non mi ricordo, tutto un mischione. E tutti noi sognavamo, perché ci immedesimiamo, perché il cinema è questo, il cinema è erotico, è fantasia, ti fa uscire dalla grigia vita quotidiana di tutti i giorni, perché la realtà è grigia. E se non ci credi, prova di rifare questa scena di 2 settimane e mezza a casa tua e poi dopo mi racconti cosa viene fuori. Allora, prima di tutto, per esempio, non siamo a Miami, ma siamo a Cesena. Lui e lei vivono nelle case popolari. Lui fa il mulettista ai polli amadori, turno di notte, d'estate, un caldo, torna a casa che c'ha una puzza di merda di gallina addosso, con un rancido che gli viene su dalle ascelle. Torna a casa, smonta dal turno, alle 7:30 spalanca la porta con grande erotismo. Cara, vieni che ti devo bendare. Notate la postura dello sbarone romagnolo, che è questa, col compasso a V, con frequente stacco della mutanda dalla palla. Fateci caso, soprattutto quando gli fai delle domande un po' impegnative, vedi che... Allora, lo spiego perché è un discorso anatomico. Hanno scoperto che c'è un tubo che collega il marrone destro col cervello, allora lui dà aria al disco rigido, hai capito? Io ho anche inventato una mutanda special per lo sborone con la linguetta, così non strappi quel massettino di peli che riesci. Cara, vieni che ti devo bendare. Sono le 7:30 della mattina. La moglie comincia il turno come cassiera alla Coop alle 8:10 e approfitta di quella mezz'oretta per fare un po' di stiro. Infatti esce dallo sgabuzzino con i bigodini, il ferro da stiro nelle mani, strascinando le giabbatte rosa della Peppa Pig così dalla lucidatrice, con la tuta di ciniglia che a forza di lavaggi si è slabrata e il cavallo arriva ai garetti. E già l'Eros, per tirare su qualche tacca di libido, lui accende la radio, magari ci fosse Joe Cocker, invece c'è il programma di dediche di Liscio. No, il Liscio è stupendo, però ti dà un sgonfione il Liscio. A tutti, tranne alle turiste tedesche. Le turiste tedesche con il Liscio gli viene tutto uno sformicolio. Te vedi come sentono il clarinetto, piri, 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 tac, allarga le gambe. Io penso che Raul Casadei ha fatto figliare più lui che il metodo Gino Knaus, che è una roba. Vuoi mandare a tua moglie, ma la seta non c'è, che tu hai. L'unica cosa che trovi è la sciarpa bianconera Forza Cesena, infeltrita, intrisa di acari della polvere, di bestemmie, di caffè sport Borghetti. La moglie la metti sul pavimento, non è di marmo, ma vi garantisco che il gresso ceramicato è freddo uguale. L'unica cosa che non riesci a sguillare la moglie, allora la devi spingere
acucci e spintoni verso il frigorifero, che è il tuo frigo, non è di acciaio, è un frigo normalissimo, anzi tu l'hai ereditato da una zia che è morta, te l'ha lasciato il vecchio Ignis bianco sbroccolato con tutta la roba dentro, che è tutto ruginito, che hai dovuto mettere un chiodo nella maniglia perché sennò ti rimane in mano, con tutti i post-it attaccati, compra lo sturno lavandini, il water, c'è tutti i magneti, c'è anche la calamita della Madonnina di Loreto. Come fai a fare le porcherie davanti alla Madonnina di Loreto? E nell'angolo il poster di Padre Pio che ovunque vai ti vede, gli devi mettere lo scotch nero sugli occhi come i film vietati minori di anni 18. Apri il frigo, dentro c'è quelle lucine, plic, 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 plic. Sta dando gli ultimi. Infatti impietosito vai di fuori al firmare al banchetto per l'eutanasia delle lampadine dei frighi, per non vedere la schifezza che c'è nel tuo frigo, che non c'è mica la roba di Mickey Rourke, la roba di Mickey Rourke ce l'ha solo lui. Noi tutti abbiamo le cose normali, anzi noi abbiamo 3 cose che abbiamo tutti, fateci caso. Numero 1, il vasetto di sottaceti Saclà. La Saclà ha fatto un'indagine, nel mondo nessuno ha mai finito un vasetto di sottaceti Saclà. Rimane sempre lì un citriolino galleggiante, una carotina che vira in azzurro elettrico, 2 Wooster, della Lidl, che la confezione è da 4, ma tu 2 li mangi, ma 2 non ce la fai, rimangono lì in eterno, anzi si asciugano, ridono anche, ti prendono anche per il culo. Ah, cazzo, non hai il coraggio di mangiare. È un vasetto di marmellata di castagne irricidita, dai da mangiare con la roba tua moglie, sta sul water, 9 settimane e mezza. Ecco, questo qui è la conclusione perfetta di quello che può capitare. Noi nonni abbiamo un dovere che è quello di raccontare, non che una volta era meglio, di raccontare da dove veniamo, perché noi siamo come le radici. L'umanità è un grande albero. La cosa bella sono in alto, sono i ragazzi, sono i miei nipoti, i figli, la generazione, la frutta. E tu non puoi dire questo albero non fa la frutta, la colpa è della frutta. Non è vero, la colpa è delle radici mie. Noi siamo radici e speriamo di andare sottoterra più tardi che ci... Ma è la radice che deve... lo sapete, perché tanto visto che siete un pubblico che prende l'humus della linfa e per il tramite della fotosintesi clorofiliana... Non avete le basi, quindi è inutile che vado avanti. La morale l'avete capita, grazie. Grazie.